Io faccio tipo questi qua, per esempio, E li metti in busta, e vieni tutti i giorni a lavorare qua? tutti i giorni sì. La cooperativa Società Nuova è partita inizialmente dall'area della disabilità per poi muoversi ed espandersi anche in altri ambiti come quello dell'autismo, dei minori e dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate. Il filo che lega tutte queste aree e il nostro approccio a loro è il bisogno, il manifestarsi di questo bisogno sul territorio. Quello che riesce a fare una cooperativa come la nostra è quella di poter dare delle risposte efficaci in tempi brevi. Gran parte dei nostri servizi sono nella Val Belluna, ma abbiamo servizi anche a Limana piuttosto che ad Agordo, quindi diciamo è una superficie piuttosto ampia di intervento. Ci troviamo ad Agordo, il capoluogo della vallata agordina. Il territorio agordino è costituito da 16 comuni. Attualmente le persone che frequentano il centro diurno provengono da 10 di questi comuni. Ricordiamo che il territorio agordino ha uno sviluppo di 660 km². Ecco perché lo sforzo negli anni è stato quello di mettere in piedi un sistema di trasporti organizzato, gestito totalmente e in carico totalmente alla cooperativa Società Nuova di Belluno. Quotidianamente partono 3 pulmini attrezzati, 3 pulmini 9 posti. Questo ci piace pensare che sia anche un fattore positivo che permetta a molte persone con difficoltà che in assenza di un servizio come il nostro dovrebbero fare altre scelte, quindi spostarsi in città più grandi che possono offrire questi servizi, di poter continuare a vivere nel loro luogo di nascita. Siamo al centro diurno psichiatrico e è un centro per persone che hanno una disabilità psichiatrica. È gestito dalla cooperativa Società Nuova in convenzione con l'ULSS ed è un centro che ospita 15 utenti. Si svolgono attività di riabilitazione sociale, si fa attività di recovery. Questa attività parte dal presupposto che noi come persone abbiamo bisogno di stili di vita salutari per poter guarire dalla nostra malattia o per poter tenere sotto controllo i sintomi che ne derivano. Abbiamo delle borse, delle magliette realizzate dai ragazzi con la tecnica della serigrafia. Appunto abbiamo creato questo piccolo laboratorio manuale. Il senso educativo secondo me è su più livelli, nel senso imparano comunque una procedura, è gratificante per loro e dà a loro comunque tutta una serie di schemi da seguire. Le sfide sono continue e le difficoltà anche, è un ambito non semplice quello del sociale. Siamo un po' orgogliosi di questa nostra caratteristica, quella di non mollare, tener duro e ottenere poi dei risultati, insomma.